Ti mangio di John Fardell. Un giorno Leo e sua sorella Sara andarono nel bosco, quando sfortunatamente Leo fu mangiato da un inghiottone dei boschi. Sara non si fece prendere dal panico, sapeva che gli inghiottoni dei boschi di solito ingoiano la preda tutta intera e che se avesse fatto in fretta poteva esserci un modo per liberare Leo. Si fermò solo per raccogliere qualcosa che pensava le potesse servire e poi si lanciò all'inseguimento del mostro. L'aveva quasi raggiunto quando sfortunatamente l'inghiottone dei boschi fu mangiato da un ognamete alato. Sara seguì l'ognamete alato fino al suo nido. L'aveva quasi raggiunto quando sfortunatamente l'ognamete alato fu mangiato da un acchiappone marino. Sara seguì l'acchiappone marino e l'aveva quasi raggiunto quando sfortunatamente l'acchiappone marino fu mangiato da uno slurpante spinato. Sara lo aveva quasi raggiunto quando sfortunatamente lo slurpante spinato fu mangiato da uno zompone dai denti a sciabola. Sara seguì lo zompone dai denti a sciabola e fortunatamente riuscì a seguirlo fino alla sua tana, senza che nessuno se lo mangiasse. Aspettò finché non si fu addormentato e poi si infilò dentro la sua bocca aperta. Entrò gattonando dentro il suo stomaco e poi si arrampicò dentro la bocca dello slurpante spinato, poi dentro l'acchiappone marino, poi dentro l'ognamete alato, infine dentro l'inghiottone dei boschi. E lì trovò Leo. Eccoti qui! Sapevo che saresti venuta. Come facciamo a uscire di qui? Useremo la rana singhiozzina, disse Sara, che ho raccolto prima di inseguire l'inghiottone dei boschi. Sta a guardare. La rana singhiozzina cominciò a saltellare nello stomaco dell'inghiottone dei boschi, che iniziò a contorcersi. Anche l'ognamete alato iniziò a contorcersi, contagiando l'acchiappone marino, e poi anche lo slurpante spinato, e infine lo zampone dai denti a sciabola, finché con una grande catena di singhiozzi e rutti Leo, Sara e la rana singhiozzina furono liberi. Ma ora tutti i mostri erano mostruosamente affamati e circondarono Sara leccandosi i baffi. Alla larga da mia sorella, strillò Leo, o vi mangio in un boccone. I mostri se la svignarono a zampe levate. Grazie, Leo. Andiamo, sorellina. È ora di tornare a casa.